Buonasera amici ed amiche di Turismo Channel. Problemi tecnici questa sera, ma era doverosa la diretta per raccontare di quello che è successo durante questa domenica 5 giugno e anche ieri. In primis la vittoria di Rafael Nadal, la 14ª al Roland Garros, al Open di Francia, quindi il 22esimo titolo del Grande Slam per il maiorchino. Ne parleremo ovviamente con Max, ma intanto complimenti anche alla Prorecco che ha vinto ieri ai rigori a Belgrado contro la squadra di casa, il Novi Beograd, la Champions League di pallanuoto, e quindi complimenti davvero alla squadra ligure, di nuovo vittoria la scorsa stagione ai danni del Ferencváros. Ma caro Max, rieccoti qui per raccontarci di Rafael Nadal, una vittoria facile, 6-3, 6-3, 6-0 contro Ruud, il norvegese, che non ha potuto di fatto controbattere il fenomeno spagnolo. No, dico, spero che non sia io che abbia problemi di segnale perché purtroppo oggi è un po' difficile, ecco, tra virgolette. Detto questo, ti posso solo segnalare che la partita era, l'avevo detto prima in diretta, insomma la partita era quasi scontata, insomma se uno avesse puntato su tutti i canali di scommesse su un vincitore, quello sarebbe stato Nadal naturalmente. 14, che dire, una grande leggenda, pronto per il prossimo torneo di Wimbledon e chissà che magari possa puntare a fare il super grande slam. Direi che insomma è stato veramente è stata una partita senza senso unico, ecco, diciamoci la verità. Complimenti comunque a Rud che è arrivato in una finale del Roland Garros, insomma, voglio dire, solo Nadal l'ha fermato, e quindi tutto sommato. Se io faccio questo piccola postilla, purtroppo questo torneo qua ci ha segnalato che alle volte i sorteggi non sono fortunati. Mettiamo il caso che Djokovic fosse stato dall'altra parte del tabellone, probabilmente oggi avremmo visto una finale Djokovic-Nadal. Questa è la realtà dei fatti, bisogna dire la verità. Alle volte bisogna anche avere fortuna nelle varie sorteggiature. E voglio Probabile, segnalare sì, è vero. soltanto questo: Challenger di Pavia, appena Attenzione. vinto da Musetti. Ecco, Musetti ha appena vinto il Challenger di Pavia al terzo set, insomma, però è insomma, un torneo dove devo dire che era un Challenger con 125 mila dollari, quindi tutto sommato veramente un Challenger di un certo calibro. E Musetti, insomma, ha portato a casa questo torneo e devo dire che ci sono stati tanti giocatori che erano appena usciti dal Roland Garros e insomma si è portato a casa qualcosetta, insomma, però per dire che insomma i giocatori non smettono mai di giocare, quando finiscono i tornei vanno anche su quelli minori, insomma si prova sempre a fare qualcosa, ecco, tutto lì. Ecco, siamo in contemporanea con le fasi finali contro Verona, gara 1 della finalissima per la promozione in A1 di basket. Si gioca al Carnera, 2 minuti e 50 alla fine. Udine purtroppo sotto, vinceva addirittura di 10, 52-42. Adesso break di Verona che con una tripla pochi secondi fa è passata in avanti, mentre adesso c'è il pareggio. Azione bellissima di Udine in attacco, insomma, se volete vederla e commentarla assieme a noi sul canale 12 Udinese TV, 60-60, quindi 2 minuti e 25 alla fine. Match, devo dire, che si giocherà all'ultimo istante, nell'attesa, ecco, sbaglia Verona la conclusione, nell'attesa poi di vedere dal vivo gara 2, perché diamo subito la prima bomba di serata. Saremo presenti ovviamente io e ovviamente anche David al Carnera, ecco, gara 2, e tu ovviamente ci coordinerai da casa per vedere insomma cosa succede. Intanto Udine ha fatto il sorpasso Più due. 62-60. Ecco, diciamo prima del finale della partita di basket c'è da dire complimenti alla ProRecco, l'ho detto nella nostra, diciamo, fase iniziale, dire che il Galles ha battuto 1-0 l'Ucraina nella finale per andare ai mondiali, quindi dopo ben più di mezzo secolo, da Svezia 1958, il Galles ritorna alla fase finale di un mondiale. Come il Canada, devo dire, un grande No, rientro.
manca E noi non l'Italia, ci nel senso siamo. le altre nazionali non stanno a guardare e quindi il Galles di Gareth Bale, grazie a un'autorete fortunosa, riesce a battere l'Ucraina. Ecco, questo per quanto riguarda il calcio, è successo di tutto nelle moto, non so se vuoi raccontarmelo, il MotoGP specialmente, è veramente qualcosa di Eh, clamoroso. Beh, non si era mai visto, credo che Spargarò un... sì, Spargarò, insomma, non si era mai al visto che giro un a decisione. pilota di fermarsi un giro prima, convinto di essere già arrivato, insomma, festeggiava lui, Secondo, no? secondo Esatto, dietro festeggiava il Quartararo, secondo posto, festeggiava il podio e contentissimo, purtroppo, super felice, insomma, alla fine gli altri l'hanno sorpassato ed è arrivato quinto alla fine, ecco. esatto, Gli esatto, mancava cosa ancora un giro, ma clamorosa. questa roba qua io, ripeto, non l'ho mai vista da quando seguo la MotoGP, ma una roba del genere non si era mai verificata. Io mi domando, no, e ne parlavamo con te in privato, no? Dico, ma come può essere che 4 a uno 60, possa intanto sbagliarsi? canestro di Udine. 4 Molto bene, Udine. molto bene. Adesso non vorremmo fare quelli di parte, però insomma diciamo che un pochino, no, tifiamo, almeno io personalmente un Neri pochino, per l'Apu. e beh, insomma dai, Ecco, poi dobbiamo essere un pochino, dimmi. ovviamente tra i vari eventi sportivi di giornata, detto della pallanuoto di ieri, detto della MotoGP e detto del calcio con le qualificazioni mondiali del Galles, ovviamente c'è questo basket che ovviamente anche ieri c'è stato in A2 la gara 1 nell'altra finale playoff, sono due tabelloni, la vittoria di Scafati contro Cantù e anche lì sarà una serie molto equilibrata, così come sta avvenendo a Udine. Però non dimentichiamo che mercoledì ci sarà la gara 1 della finale della serie tra Virtus Bologna e Armani Milano, insomma la finale designata già probabilmente all'inizio del campionato. Guarda, diciamo che la rivincita, no? Nel senso, è una partita che non lo so se darà quest'anno vincitore Milano. Io dico solo che No, sono la belle Bologna, partite. che l'anno scorso, Sì, scusami, volevo campione dire, in beh, carica. sempre comunque in casa bolognese, sempre in casa bolognese. E questi bolognesi si vede che vanno forte. Quest'anno però spero, adesso non voglio essere di parte, ma io so che tu hai un tifo particolare, ma insomma diciamo che l'anno scorso Assolutamente sì. Milano, ecco, l'anno scorso Milano insomma non ce l'ha fatta, nonostante insomma che si pensava o si pensasse insomma che poteva vincere. E invece quest'anno chissà, vediamo un attimino come sta messa. Io credo che sia una bellissima finale, ce la goderemo tutta e vediamo insomma come inizia mercoledì. Ecco. Ecco, intanto al Carnera 1 minuto e 15 secondi, possiamo seguire gli ultimi istanti, Verona sotto di 4, chiaramente deve cercare di forzare quando mancano 6 secondi alla fine dell'azione, ricordo 24 secondi per l'azione, tiro sbagliato da 3 punti, rimbalzo in attacco, di Però, nuovo conclusione a 3 eccola punti là. e purtroppo c'è il meno 1, 64-61, Verona ritorna sotto, time out, non è stato chiamato da Udine, si va avanti, 50 secondi alla fine, devo dire che la palla adesso scotta in queste fasi finali. Parecchio, Ecco, scotta parecchio. abbiamo detto che appunto martedì racconteremo dal Carnera alcune fasi di gioco, ovviamente per quanto ci sarà possibile. Tiro sbagliato da Udine, ribalzo difensivo di Verona, 32 secondi, ma la notizia è che E saremo adesso tutti si fa focalizzati nel dura. calcio 5. Esatto, e ne parleremo fra poco approfonditamente. Un evento che si avvicina anche in occasione anche del primo traguardo, primo compleanno di Sportissimo Channel. Nel frattempo, azione sbagliata da Verona, rimbalzo difensivo di Udine, 10 secondi. Attenzione, cercheranno il fallo, probabilmente Verona e ci riescono per Udine, probabilmente perché salvo che Verona non abbia raggiunto il bonus, insomma. E dicevamo appunto, Max, intanto che ci saranno questi tiri Sì. liberi, che siamo stati invitati dall'ICS di Pordenone, che ringraziamo, a commentare le fasi finali della Supercoppa di Calcio 5. Calcio La 5. prossima settimana, esatto, la prossima settimana si concluderà la stagione regolare
del campionato ICS, quindi con la classifica finale, e poi a conclusione, diciamo, della stagione sportiva, l'ente di promozione sportiva, appunto AICS, qui a Pordenone ha deciso di mettere in palio una coppa, diciamo una supercoppa in questo caso, con le 7 squadre Lega impegnate. La vincente della regular season, di fatto, quindi la vincitrice del campionato, sarà già messa alle semifinali, per cui ci saranno, secondo il tabellone tennistico, le sfide dei quarti tra seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta. E poi si delineerà il tabellone delle semifinali. I quarti di finale saranno appunto questo venerdì che arriva, venerdì 10, e noi saremo lì a commentarle. E noi saremo presenti, saremo lì, lì sul campo, ecco, proprio Sì, sì, al commenteremo tutta... palazzetto di Alzano Decimo, di Alzano Decimo. appuntamento, palazzetto esatto di Alzano Decimo, il palazzo dello sport molto, molto bello peraltro, ecco, quindi avremo modo di commentare vicino alle gesta dei ragazzi, insomma, che giocano a calcio 5, e poi semifinali lunedì, subito dopo, praticamente 3 giorni dopo, e venerdì 17 le 2 finali, ecco, a conclusione della stagione Io ho visto, ecco, agonistica. ho visto anche che voi siete stati, anche quando io non c'ero, naturalmente per motivi personali, siete stati anche alla partita da vincere, no? Che vedo che qua è collegata in diretta. Prossima volta andremo a commentare proprio tutta la partita da vincere, sarebbe una bella cosa, no? Anche Commentare la se partita. Adesso... sarebbe bellissimo, ma sicuramente da questo punto di vista la partita da vincere aveva 2 grandi commentatori, uno l'abbiamo Beh, visto in ma diretta nel video, insomma, noi possiamo farlo eterno, no? che era dello stadio Friuli, della Dacia Arena, insomma, più anche Silvia Giacomini, Sarebbe che insomma, bellissimo. conosco personalmente, quindi insomma hanno fatto, direi, benissimo. Intanto 2 tiri liberi segnati Ci da mancherebbe Udine altro. e più 3 quando mancano 5 secondi, quindi si sta Direi ovviamente che la partita è concludendo il match delineata. per il momento positivamente, ma ovviamente ricordiamo che nel basket in 5 secondi può succedere di tutto, e questa notte per gli appassionati c'è anche gara 2 dell'NBA, Golden State Warriors contro Boston Celtics, si gioca alle 2 ora italiana, quindi insomma per i nottambuli, e gara 1 a sorpresa, vittoria dei Celtics, quindi 120-108, con un ultimo quarto che è rimasto nella storia perché 40-16 più 24 per i Celtics, sembrava che il canestro fosse grande quanto una vasca da bagno, e soprattutto Horford ha fatto numeri da circo, segnava da 3 da qualsiasi posizione, quasi meglio di Steph Curry, il campionissimo dei Golden State Warriors, che ha fatto 34 punti ma non sono bastati, ecco. C'è stato un ultimo quarto dove Boston ha annichilito la difesa dei padroni di casa, ecco. Si giocava a San Francisco, questa sera gara 2 ancora a San Francisco. Ecco, spero Max che tu mi senta bene e che mi veda bene, così come i nostri telespettatori. No, È benissimo, direi migliorata la che... connessione, Sì, benissimo. sì, sì, Ecco, direi. adesso seguiamo le fasi finali, rimessa in attacco per time out chiesto dagli Scalizeri, quindi cercheranno probabilmente di pareggiare con un tiro da 3, vediamo se ce la fanno. 5 secondi, batte la rimessa, per il momento è dentro l'area, quindi c'è subito un fallo di Udine che ovviamente manda in lunetta Verona. Fasi concitate alla fine, quindi non so se avevi, intanto che la partita di basket finisca, qualche altro argomento relativo. Abbiamo detto del tennis, grande successo di Nadal, abbiamo detto della MotoGP, abbiamo No, detto della adesso sì, pallanuoto. si potrebbe dire, per il tennis Sta facendo adesso delle gare amichevoli, o meglio la cosiddetta Nations Cup, insomma un po' quello che avviene nel No, calcio con la Nations League. Ieri se mi ottimo permetti, dell'Italia. volevo commentare invece io, se mi permetti. Tanto nel tennis vorrei dire che adesso si comincia con la stagione sull'erba, no? Quindi ancora un paio di tornei sulla terra rossa dopo Roland Garros. Ritorna Matteo Berrettini a Stoccarda. Ritornerà Matteo Berrettini. Attenzione però che se Roland Garros sarà, no scusate, Wimbledon sarà un torneo probabilmente, come tutti i tornei diciamo dell'Inghilterra,
privi dei giocatori russi, quindi non ci saranno punti ATP in questi tornei. Quindi la vedo un po' difficile, ecco, questa stagione londinese, o londinese o comunque inglese, ecco. Detto questo, anche perché poi c'è il Queens dove Matteo dovrebbe difendere, ma anche lì i punti li perdo, non li perdo, è un po' un casotto che hanno combinato questi inglesi eliminando i russi che secondo a parer mio hanno ben poche colpe, perché i giocatori non vanno in trincea naturalmente. Detto questo, volevo commentare velocissimamente, se mi permetti, la nazionale di Roberto Mancini. Adesso Ieri, tutti a dire 1-1 con la bravo. Sì, Germania. esatto, 1-1 con la Germania, tutto quello che volete, sono sempre amichevoli, parliamoci chiaro queste, no? Sì, Nations League fa parte perché possono dare dei punti per mantenersi un po' su, quello sì. Vorrei dire che Mancini sì, è vero che sta facendo il rinnovamento perché adesso naturalmente eh, deve farlo per forza. Io dico che secondo me lui doveva rinnovarlo subito dopo l'Europeo. È un po', mi dispiace dirlo, però la realtà è che noi non siamo ai mondiali, è proprio perché è l'arroganza di tanti allenatori che vincono e dopo sono riconoscenti, come fece Lippi, diciamoci la verità. Lippi, quando vinse il mondiale 2006 in Germania, no? Dopo, riconoscenza, allora doveva andare agli europei con gli stessi giocatori, poi doveva ritornare con gli stessi giocatori in mondiale dopo e ha perso e Ecco insomma non è più Max, ti riuscito interrompo a perché ripetere. mancano 4 secondi, rimessa in attacco di Udine che ha +2, quindi probabilmente ci sarà il fallo, infatti eccolo qua, fallo E di mi domando Verona, io come quindi mai, sì. Questo è il bello del basket, che anche un secondo ti può permettere un tiro da tre e quindi si può sempre ribaltare la adesso in situazione. teoria dovrebbe cercare di segnare il primo per andare a +3 e sbagliare il secondo per far mangiare a Verona quei 3 secondi che mancano alla fine. Certo. Salvo sorprese, questa dovrebbe essere la tattica da farsi. Sono d'accordo con te sul discorso della riconoscenza. Ecco, intanto il numero 9 dell'Apu Udine in lunetta, primo tiro lo mette, 6-7 Udine, 6-4 Verona, quindi +3 fino adesso rispettato il gioco che deve fare, adesso dovrebbe sbagliare questo tiro o segnare anche andare al +4. Cosa? Ecco, sbagliato, 3 secondi, Verona prova il canestro, impossibile, la palla esce, mancano 2 secondi, un secondo, A 2 decimi di secondo. 2 decimi di secondo, perdonami, quindi oramai salvo sorprese e qualche canestro impossibile da parte di Verona, potremmo dire, ma non lo diciamo per scaramanzia, ecco, che la partita è conclusa, quindi con Udine avanti 1-0 nella serie e poi martedì ci rivediamo al Canera per tifare la squadra di Bonicciolli che intanto nel frattempo sta cercando di parlare con gli arbitri. Sembra che la partita, a parte quei 2 decimi, sia conclusa. Non credo che Verona riuscirà nemmeno a tirare. Vediamo l'arbitro con la palla in mano, ma A meno che diciamo, non portino i secondi in su, però la vedo difficile, ecco, perché non mi sembra che ci siano. ecco, c'è qualche lamentela, vedo da parte del pubblico. Ecco, Sì, due perché è decimi. assurdo. Cosa fanno Verona partire? batterà Ecco, la uno, rimessa, due, tre. cercherà il miracolo, ma è impossibile, è impossibile. Ecco, infatti, vedi, tiro al volo, la palla esce, Udine porta a casa gara 1, quindi siamo felici di dare questa notizia in diretta. Apu Udine 67-64 su Verona Basket, e quindi Udine inizia bene questa serie e, e siamo vicini, però non diamo per morta Verona perché ovviamente il favore del campo in Ragazzi, casa c'è la Udine, però questa intanto è è chiara, solo il intanto primo questa è solo gara tassello, 1, ne servono tre. almeno. Ne servono tre per portare a casa la promozione in Serie 1 e vedere una partita di Serie 1. Però intanto iniziamo dal calcio 5, insomma, ecco, concludi pure il Ma discorso sul certamente, noi calcio. no, dicevo appunto che c'è tanta riconoscenza e si vanno a riconvocare dei giocatori che poi alla fine erano già un po' bolliti, perché noi, diciamoci la verità, eravamo bolliti al massimo contro la Svizzera e anche contro, insomma, la Macedonia, adesso non mi ricordo com'era la squadra che abbiamo perso, però mi pare la Macedonia, no? Eh, quindi eravamo veramente bolliti, diciamoci la verità. Quindi quando vinci un europeo o vinci un mondiale,
devi subito rinnovare un pochino, perché il rischio è proprio quello di avere riconoscenza, perché avevi vinto, allora subito devi riconvocare gli stessi, ma se li vedi che non sono in forma, cioè se vedi che arrancano, che non si muovono neanche, ma cosa fai? E poi, voglio dire, e lo ribadisco perché tanto è la verità, Balotelli non l'hai voluto chiamare e continuate a non segnare, gli attaccanti non segnano. Adesso ieri hai messo anche Gnonto lì, voglio dire, bravetto, per l'amor di Dio, 18 dello anni, ci Zurigo. sta. Sì, era l'anno scorso era l'Inter, ma poi non ha voluto rinnovare il contratto con l'Inter giovanili per diventare professionista, loro gli avrebbero rinnovato il contratto volentieri perché è un ottimo giocatore, veloce, scattante, tutto. Però voglio dire, bravo, ha fatto questa buttata, adesso la fai? Adesso fai così. Cioè, come se fosse colpa delle società, fosse colpa di qualcun altro. Purtroppo la colpa, alle volte bisogna sapersela anche prendere, ecco, voglio dire, io a Mancini gli voglio anche bene, ma in questo caso secondo me la colpa del perché non siamo ai mondiali è tutta, diciamo, sua. Mi dispiace, ma è quello che penso. Detto questo, speriamo insomma che ci sia questo rinnovamento, insomma, anche ringiovanimento di alcuni elementi, perché alcuni erano ancora come Barella, magari voglio dire, ce ne sono ancora. Adesso abbiamo Barella, Bastoni, insomma, ci sono anche lo stesso Fratesi, ha fatto una buona partita ieri, abbiamo Locatelli, abbiamo dei giocatori, ecco. Come mi fa ridere chiamare Gnonto o chiamare Scamacca, faccio un esempio, butto lì e Pinamonti lo lasci a casa. Allora sei ridicolo, scusa se mi permetto, perché i gol fatti da Pinamonti quest'anno con l'Empoli e quelli di Scamacca sono lì, uguali identici, cambia poco, 1 o 2 gol di differenza. Allora qual è dove sta il... cioè, non capisco, non capisco queste convocazioni, non capisco alle volte gli allenatori. Adesso non perché a me non mi interessa che Pinamonti vada in nazionale, era per fare un commento. Alle volte è come se ieri vedevi aveva convocato un giocatore del Verona, giovane, adesso non mi sfugge il nome perché non l'ho mai sentito, no? Giocava ieri con numero 20, mai sentito, avrà fatto 10 partite nel Verona in tutta la sua vita. Allora io dico, quello è naturalmente una provocazione che tu fai e non è neanche rispetto per i tuoi giocatori stessi, perché convochi un giocatore perché devi fare una provocazione, a me sembra veramente ridicolo e assurdo. Adesso non so se tu sai questa cosa, però la realtà è quella lì. No, Ci sono state delle convocazioni un po' provocatorie da parte di Mancini e secondo me non è rispettoso, non è bello, ecco. Lui ce l'avrà dice che i giovani devono giocare, però quando faceva l'allenatore lui i giovani li faceva giocare sempre. Non sono convinto, perché quando poi tu devi vincere i campionati, la pressione che c'è in Italia non è così semplice, no? Qua in Italia non ti danno la possibilità di aspettarti, devi essere pronto subito e quindi questo è quello che penso. Scusa, ho fatto una piccola, ho aperto una parentesi che chiudo, non voglio essere ancora più polemico di così, però secondo me alle volte bisogna guardare in fondo e avere il coraggio di dire certe cose. Nessuno ha mai avuto il coraggio, io sì, io ho il coraggio di dire quello che penso, non mi interessa, non ho detto niente di male, però dico solo che alla fine bisogna sapersi prendere le proprie responsabilità. Tutto lì, questo è quello che penso. Io ecco, comunque, parentesi cestistica, anche mi arrivano messaggi nel telefono di chi ci segue di dare questa informazione. Cividale Basket sta vincendo a Bergamo 35-24, Cividale che sta lottando anche lei per la promozione, ovviamente serie minori, però dopo la vittoria di Pordenone a Cono di Rosazzo domenica scorsa, quindi anche lì promozione in Serie C Gold. Complimenti alla Pordenone Basket e insomma anche Cividale ci sta ovviamente dando belle soddisfazioni. Quindi la notizia poi della settimana è che il nuovo CT nazionale, come detto anche da noi, è Pozzecco. Quindi Gianmarco Pozzecco, goriziano, classe 1972, è un mi ottimo viene in mente posto di invece, merito. non me ne vogliono i miei amici del basket, che non so se l'hai data questa notizia, l'avete data domenica probabilmente, no, credo, ma non lo so, che il nuovo allenatore del Pordenone Calcio invece, Mimmo Di Carlo, Non quindi l'abbiamo voglio dire, il data, non l'abbiamo Pordenone, data perché è arrivata il dopo. Pordenone, ecco, il Pordenone ha fatto questa scelta, vuol dire che ha già buone ambizioni, tornare subito probabilmente in Serie A, e scusate, in Serie B sarebbe bello perché vuol dire aver scelto un allenatore insomma così conosciuto, insomma noto, è un piacere e quindi credo che abbiano ancora quella voglia di lottare, di fare qualcosa di bello a Pordenone.
non credevo perché naturalmente dopo questa Adesso discesa. la lotta è tra Padova e Palermo che questa sera si sfidano nella gara di andata per un posto in Serie B, quindi vedremo Io, chi è se ti devo dire dopo. la verità, sono un pochino di parte adesso, non vorrei essere perché insomma, però sono un po' di parte. Spero che vinca una squadra, delle due non dico chi, ma insomma, sono di parte perché mio padre è da quelle parti là, ecco, per cui insomma, ecco, per non fare nessun torto, però voglio dire, insomma, ecco, un bricioletto di rosanero si può sperare che vada in là. Tra Detto questo, l'altro, figli della proprietà del Manchester City, degli Emiri, quindi insomma hanno anche lì possibilità di crescere, di magari salire subito, oltre che dalla C alla B, anche dalla B alla A, come ha fatto anche il Monza, si guarda, parla in quest'anno abbiamo tempi più avuto il dilatati. miracolo, no? Perché esatto, abbiamo avuto un miracolo calcistico, si fa per dire, perché il nostro amico buon Galliani ha riportato il Monza in Serie A, insieme a Berlusconi naturalmente, e hanno fatto un miracolo, si fa per dire, perché in pochi anni sono riusciti poi a risalire e a portare per la prima volta in assoluto il Monza in Serie A. Questa è stata secondo me una cosa meravigliosa per il Monza. Ricordo che Galliani è sempre stato un monzese, anzi lui è proprio nato è da quelle parti, proprio di Monza, e quindi insomma è come dire, era partito lavorando per il Monza e poi è tornato dopo la parentesi Milan, è tornato al Monza e l'ha portato insieme al grande amico di sempre, Berlusconi. Quindi chissà che anche, insomma, si possa sperare che dopo il Palermo possa ritornare su un po' alla volta, quando ci sono comunque delle liquidità, magari è più semplice, anche se alle volte, dico, non serve Non avere lo solo. squadrone, perché Bene, poi io si direi che rischia abbiamo che si concluso perda. questa. Direi che abbiamo concluso questa puntata di Sportissimo Channel, ovviamente live caffè serale, chiamiamolo così, insomma, più gelato che caffè, ecco, però, insomma, vi rimandiamo come appuntamenti martedì, quindi con la bellissima sfida tra Udine e Verona, gara 2. Questa notte, per chi ovviamente dovesse vedere l'NBA, avremo modo di parlarne con la sfida tra Golden State e Boston, ore 2 su Now TV o su Sky. E E poi questa sera, venerdì vi aspettiamo tutti esatto, da ad questa Alfano. sera noi tutti i giorni cercheremo di rompervi le scatole per venirci, per seguirci in diretta dal Palazzetto di Azzano e questo sarebbe qualcosa di straordinario per Ci noi. Più siete, sono più tre ci belle divertiremo. sfide Assolutamente. del bel calcio 5, quindi dalle 8 in poi, e quindi avremo modo di vedere da vicino gare ad eliminazione diretta perché le tre vincenti accederanno alle semifinali. Ecco, quindi vi aspettiamo venerdì anche per fare qualche intervista insieme a noi, insomma, ecco, quindi anche quello è il bello della diretta. Adesso siamo qui collegati a distanza, sarà tutta un'altra cosa, insomma, ecco. Cercheremo di fare, Del nostro ovviamente, di dare il meglio. meglio di noi stessi, esatto, di fare il nostro meglio, di dare un nostro contributo, ovviamente, alla riuscita dell'evento, ecco, che già di per sé è comunque una bella cosa, essendo anche giugno e quindi quando tutti ormai pensano al mare e alle vacanze, come è giusto che sia. Bene, buona serata Max, buona serata a tutti e ci rivediamo presto, direi martedì, per parlare assieme di basket, ok? Benissimo, ottimo. Un saluto a tutti da E, Massimiliano. esatto, anche da Enrico, buona serata e a presto.